L'auto finisce fuori strada e si schianta contro un muretto in cemento, tragedia a Motta di Livenza, muore trentenne, grave l'amica con lui e la terza vittima in 3 giorni nella Marca. La tragedia di Eleonora, morte di leucemia dopo aver rifiutato la chemioterapia, la Cassazione boccia il ricorso dei genitori che tornano a processo. Padre e madre adottivi picchiati e minacciati con un coltello a Spresiano, un 27enne arrestato dai carabinieri. Il maxi blitz antidroga dei carabinieri a Mestre non ferma la piaga del consumo sempre più allarmante dell'eroina e sulla sua versione più letale l'esperto spiega il picco negli ultimi 2 anni. Polemica a Venezia per i post razzisti e antisemiti sulla pagina Facebook degli universitari di Ca' Foscari e Lampi Rovigo nel mirino per le frasi sulla negazione delle foibe, la replica, dichiarazione travisata. Non c'è ancora una data per l'apertura del primo tratto della Pedemontana, ma quanto costa ai cittadini tenere chiusi 7 km, 25.000 giorni di tempo perso percorrendo la strada attuale. Credito Trevigiano cede il corpo centrale di Villa Emo a un privato dopo settimane di polemiche e l'annuncio ieri, ora l'ultima parola spetta allo Stato con il diritto di prelazione. L'incidenza dei tumori in Veneto, calano quelli al polmone ma aumentano quelli alla tiroide, nelle donne numerosi i casi di cancro alla mammella. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati alla prima edizione dei nostri telegiornali, la cronaca in primo piano, la cronaca della terza vittima in 3 giorni nella Marca trevigiana, parliamo di vittime sulla strada. La scorsa notte a Motta di Livenza un'auto che finisce fuori strada, salta addirittura la corsia, finisce in un fossato e poi si schianta contro il muretto in cemento di una villa, muore un ragazzo di appena 30 anni. Si allunga in tutta la sua drammaticità quello che appare sempre più come un bollettino di guerra e che invece è il triste elenco delle vittime sulle strade della Marca. Dopo gli incidenti mortali del fine settimana, ieri sera, pochi minuti prima delle 21:30, a Motta di Livenza, in via Torrate, un'auto con a bordo 2 uomini esce di strada, per cause che dovranno essere ora chiarite dai carabinieri, e finisce in un fossato, ribaltandosi, andando prima a sbattere con violenza contro un muretto in cemento. Tra le lamiere della vettura i 2 occupanti. Per un cittadino romeno di 31 anni purtroppo non c'è nulla da fare, muore praticamente sul colpo. Ferito in modo molto grave l'amico, suo connazionale di 34 anni, che viaggiava con lui, soccorso dai sanitari del SUEM e trasportato al Cafoncello di Treviso. Sul posto, oltre all'ambulanza da Porto Gruaro, anche i vigili del fuoco che hanno liberato i 2 uomini dall'auto. Sempre ieri sera, ma a Fossalunga di Vedelago, altro grave incidente in via Montello, dove una ragazza di 21 anni ha perso il controllo della sua auto ed è finita fuori strada. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Castelfranco, del SUEM e dei carabinieri per i rilievi. La giovane è stata trasportata all'ospedale di Castelfranco, le sue condizioni non sarebbero gravi. La storia drammatica, la ricorderete, l'abbiamo già raccontata diverse volte, quella di Eleonora Bottaro, la giovane di Bagnoli di Sopra nel Padovano, morte di leucemia dopo aver rifiutato la chemioterapia. La Cassazione ha bocciato il ricorso dei genitori che dunque tornano a processo. Dovranno tornare davanti al giudice i genitori di Eleonora Bottaro, la 18enne di Bagnoli di Sopra, morta di leucemia nell'agosto del 2016. La coppia è accusata di omicidio colposo per non aver sottoposto la figlia, minorenne all'epoca dei fatti, alla chemioterapia. Un lungo iter giudiziario. I Bottaro hanno impugnato davanti alla Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva ordinato il processo, anche se in primo grado di giudizio i genitori erano stati assolti contro la volontà del procuratore. Ora la decisione della Corte Suprema ha bocciato il ricorso della coppia che andrà a processo. Lino e Rita Bottaro, seguaci del metodo Hammer, secondo l'accusa, avrebbero manipolato la figlia che si sarebbe fidata di loro rifiutando la chemioterapia, convinta di poter guarire la leucemia con la medicina alternativa. Un calvario, quello di Eleonora, iniziato nel 2015 con dolori alle ossa e febbre che l'hanno allontanata da scuola. Solo dopo alcuni mesi venne ricoverata in oncoematologia pediatrica a Padova, dove ottenne le dimissioni proprio nel giorno in cui il tribunale disponeva la sospensione della potestà genitoriale che ordinava a mamma e papà di sottoporla alla chemio. La ragazza venne successivamente trasferita in un ospedale in Svizzera, poi ritornò a casa curata solo con dosi di vitamina C fino alla morte avvenuta il 22 agosto del 2016. Il nuovo capitolo di questa triste storia ora si riaprirà il 7 febbraio quando i genitori torneranno in tribunale. Una lunga storia di violenza contro i genitori adottivi fino ad arrivare alle minacce con un coltello. Per questo un 27enne di Spresiano nel Trevigiano è stato arrestato.
Non era la prima volta che si accaniva contro i genitori adottivi. Già nel dicembre dello scorso anno era stato arrestato. I genitori, esasperati e impauriti per le continue aggressioni da parte del figlio, hanno dovuto chiamare le forze dell'ordine e denunciarlo. Il GIP di Treviso aveva deciso la misura dell'allontanamento dalla casa familiare. Il 27enne, accusato di maltrattamenti in famiglia e minaccia nei confronti della mamma e del papà, non si è arreso. Così, domenica notte, ha deciso di fare irruzione in casa. Il giovane ha preso in mano 2 coltelli trovati in cucina ed ha minacciato i genitori, che non hanno potuto fare altro che allertare i carabinieri. I militari giunti sul posto hanno prima cercato di calmare il ragazzo, poi lo hanno arrestato. Adesso si trova nel carcere di Treviso in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Parliamo di violenza nel carcere, un episodio di violenza su un poliziotto, un agente penitenziario da parte di un paziente detenuto della sezione psichiatrica dell'istituto penitenziario bellunese. La segnalazione arriva dalla segreteria territoriale della CISL FNS, che da mesi denuncia la grave situazione di insicurezza in cui versa la sezione chiamata Articolazione per la tutela della salute mentale del penitenziario bellunese, della quale il sindacato e anche il personale chiedono la chiusura e il trasferimento in altra sede. Sabato scorso un poliziotto di turno, intervenuto per calmare le ire di un detenuto contro un compagno di cella, è stato colpito e scaraventato violentemente a terra, condotto in ospedale, ha riportato contusione e traumi per 7 giorni. A fine agosto lo scorso anno era stato aggredito anche un medico. A Vicenza adesso, a Schio, per un mistero, un giallo, un'inchiesta aperta, una 42enne morta con il volto tumefatto, era stata trovata esanime dall'amica in casa. Si cerca di capire come è morta questa donna. Ci racconta la vicenda, gli ultimi sviluppi da Vicenza Gabriella Basso. Gabriella. Buongiorno, da Schio rimane per il momento il mistero sulla morte di una 42enne ricoverata nel locale ospedale in coma e deceduta nei giorni successivi. Sul suo corpo la donna aveva varie ecchimosi di cui al momento non si sa esattamente l'origine. I pubblici ministeri Blattner e Brunino hanno aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio preterintenzionale per poter così procedere appunto all'autopsia sul corpo della 42enne. Intanto i carabinieri di Schio hanno sentito alcuni conoscenti, di amici della donna, tra cui la stessa amica che la ospitava e che ha avvisato i soccorsi quando si è resa conto della grave situazione in cui versava la 42enne. Per il momento da Schio è tutto, la linea torna allo studio e maggiori particolari nelle edizioni di questa sera dei nostri telegiornali. Grazie a Gabriella Basso. Ieri abbiamo raccontato della retata dell'inchiesta dei carabinieri di Mestre che hanno smantellato questa organizzazione di spacciatori albanesi e tunisini, 13 arresti ai fiumi di droga tra il veneziano e il padovano, ma non solo. Abbiamo scoperto purtroppo che la droga, soprattutto a Mestre, costa meno, è diventato quasi una sorta di outlet della droga la zona di via Piave, e nonostante ovviamente i tanti successi su questo fronte da parte delle forze dell'ordine, il consumo resta altissimo, soprattutto tra i più giovani. L'allarme è stato lanciato più volte dai vari CERT di tutta la regione. E poi c'è l'incubo dell'eroina gialla, l'eroina killer, che imperversa nella nostra regione, e un esperto in questo servizio ci racconta quali sono un po' le differenze rispetto all'eroina normale e qual è stato il picco negli ultimi tempi. Sentiamolo. Parliamo quindi dell'eroina cosiddetta gialla, che è solo un modo per parlare di eroina ad elevata percentuale, quindi si parla di un 30-40% di abbondanza di principio attivo rispetto a quella tradizionale, che invece è molto più bassa, 1-2-3%. L'effetto, diciamo, cardiodepressore e anche di depressione del respiro dell'eroina è direttamente proporzionale alla dose assunta, quindi assumere una dose che contiene il 30-40% dell'eroina rispetto al 3%, allo 0,3%, vuol dire assumere una dose da 10 a 100 volte più abbondante. Effetti devastanti dunque rispetto alla normale eroina, che hanno portato alla morte oltre 10 persone in pochi mesi. In particolare il fenomeno è incrementato negli ultimi tempi, secondo i dati a disposizione dell'Ulstre Serenissima. Noi abbiamo avuto un periodo nel 2017-2018 con una maggior diffusione di questa eroina cosiddetta gialla, poi per fortuna in relazione anche alle operazioni di polizia e anche a supporto dal punto di vista sanitario che siamo stati in grado di dare, c'è stata una riduzione, quindi c'è una minor diffusione per fortuna di questa sostanza. Rimane sempre l'eroina tradizionale, che non è
per il fatto che è meno pura, diciamo meno pericolosa in effetti. Adesso le grandi opere, quella pedemontana veneta, il cui primo tratto pronto ancora non apre. Ci siamo chiesti, il nostro Andrea Zambelletti si è chiesto quanto costa ai cittadini tenere chiusi quei 7 chilometri di primo tratto, soprattutto in termini di tempo. Vediamo. Il tempo è denaro e quanto costi la mancata apertura della pedemontana proviamo a calcolarlo noi. Il tempo è dato dal rapporto dello spazio sulla velocità. Per percorrere 7 km a 110 km/h ci si mette poco meno di 4 minuti. Per percorrere gli stessi 7 km a 65 km/h, una media che abbiamo calcolato su una strada normale, di minuti ne servono almeno 6. 2 minuti di differenza tra un percorso e l'altro. 2 minuti sembrano poca cosa, ma se li moltiplichiamo per i 50.000 transiti giornalieri previsti, diventano un numero davvero importante che moltiplicato per i giorni dell'anno diventa un numero da capogiro. 36.500.000 minuti che tradotti in ore diventerebbero un numero comunque rilevante, 608.333, e quindi forse meglio parlare di giorni. 25.000 giorni persi. 25.000 giorni persi per 7 chilometri chiusi, senza considerare che l'intera pedemontana veneta al completo di chilometri ne misurerà 90. Ed ora nella Marca con la cessione di Villa Emo a un privato. Ora c'è solo lo Stato che può con una prelazione fermare la vendita di Villa Emo ai privati, perché da questa mattina il Credito Trevigiano ha detto sì all'unico acquirente che si è fatto avanti, dopo che la banca ha deciso che uno dei gioielli storico-artistici della Marca e del Veneto non è più strategico. 6 milioni di euro a suo tempo vennero sborsati per l'opera di restauro di questo complesso per certi versi unico al mondo. Chiara la firma palladiana per un'opera architettonica al pari della Rotonda Vicentino o dell'altra meraviglia veneta che è Villa Barbaro a Maser. La banca l'acquistò dall'ultimo discendente del ramo dei nobili Emo capolista, che la preferì rispetto ad altre offerte più cospicue da privati. E se ora il prezzo di vendita è parametrato a quella trattativa, per il conte Emo c'è solo una parola. In più di un regalo stanno producendo un precedente e un danno molto grave. Io ho proprio seguito per conoscenza del mercato una cordata a cui stavo dando precedenza e che poi ho definitivamente tagliato con un gruppo alberghiero internazionale e ho fatto trattative localmente, a livello internazionale, a Milano per degli industriali che c'erano dentro e non so i nomi, bisognerebbe chiederlo a quegli avvocati, e quindi a Bali e Marrakesh. Dal canto suo la banca sottolinea come la cessione riguardi solo il gioiello del diadema palladiano, ovvero il corpo centrale con gli affreschi dello Zelotti, sottolineando anche che il ricavato verrà riutilizzato per rafforzare il sostegno al credito nel territorio. Una risposta all'intera comunità di Vedelago e non solo, che si oppone alla cessione ai privati, che ne limiteranno l'uso pubblico, ma anche all'inevitabile spezzatino in cui andrà incontro. Ma pur contestando l'affare, per una delle firme contemporanee è forse anche in parte l'unica soluzione possibile, soprattutto in un'epoca come questa per i beni culturali decisamente da basso impero. Villa Emo è un complesso che oltre alla villa palladiana l'importante è anche il borgo dei contadini, di chi le fattorie attorno, quindi smembrare quella villa lì sarebbe un delitto secondo me. Venderla sì, ma a condizione che possa essere visitata dal pubblico e che la comunità possa avere una ricchezza di questa nostra storia veneta, delle ville venete. Ed ora la memoria e il ricordo negati, soprattutto purtroppo sullo spazio virtuale dei social. La polemica a Venezia sulla pagina social degli studenti universitari di Ca' questo è anche ancora più grave, con i post antisemiti ma anche razzisti. Ci racconta
questa vicenda e questa polemica, con le parole anche poi la rabbia del rettore Bugliesi, la nostra Anna Maria Parisi. Anna Maria. Sì, buongiorno da Venezia, dove da domenica non si placano le polemiche per quel commento sui social che è ritenuto antisemite proprio nel giorno della memoria. L'ira si è scatenata la pubblicazione di un post su una pagina Facebook, Spotted Ca' Foscari IOAV, seguita da circa 20.000 studenti, dove verso le 21, poco prima di domenica, compariva una sola frase che recitava così: l'unica memoria che ci interessa è quella dei cellulari. Questo è il contenuto dello scritto anonimo pubblicato dall'amministrazione sulla pagina. Chiaro ovviamente il riferimento di scherno alle celebrazioni della giornata della memoria di domenica, in cui tutto il mondo ricordava le aberrazioni del nazifascismo. Parole quelle postate per pochissimo tempo dall'amministrazione della pagina e smascherate proprio dal sindacato degli studenti, che è riuscito a fotografare la schermata Facebook e ne ha denunciato il contenuto razzista. Post che veniva successivamente rimosso verso le 21:41. Naturalmente puntuale la risposta di Ca' Foscari, arrivata ieri pomeriggio con la presa di posizione del rettore Michele Bugliesi, che stigmatizza perentoriamente le affermazioni come quella apparsa sulla pagina Facebook Spotted, totalmente fuori luogo, dice il rettore, e offensiva rispetto ai fatti gravissimi di cui è importante conservare la memoria. E da Venezia è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Anna Maria. E poi, parlando di social, il post su Facebook invece pubblicato sulla pagina dell'ANPI, Associazione Nazionale dei Partigiani di Rovigo, con quella frase che negava di fatto le foibe. La bufera si è scatenata, l'abbiamo raccontato ieri nel nostro telegiornale. Le reazioni continuano, c'è anche una presa di posizione dalla stessa ANPI che cerca di fare in qualche modo marcia indietro. Sentiamo. Le foibe noi non le neghiamo, non è questa la posizione della nostra associazione. A parlare la presidente Antonella Toffanello, che prende le distanze dalle dichiarazioni uscite su Facebook proprio a nome dell'ANPI di Rovigo. Ma la marcia indietro di queste ore non ha fermato la bufera che ha travolto l'associazione. A muoversi immediatamente vari esponenti politici in Parlamento. Fate schifo, ha twittato il vice premier Matteo Salvini. Auspichiamo una ferma condanna da parte di tutte le forze politiche cittadine, le associazioni e i sindacati contro queste vergognose affermazioni, ha detto Marco Venuto, responsabile di Casa Pound a Rovigo. Roberto Novelli, deputato friulano di Forza Italia, ha subito risposto e ha deciso di muovere gli avvocati. È inaccettabile che l'ANPI prosegua imperterrita a minimizzare e talvolta a negare la tragedia delle foibe. Ma la Presidente spiega che la dichiarazione è stata travisata e che il riferimento riguardava la foibe di Basovizza, sulla quale, dice Toffanello, c'è una discussa ricostruzione storica. Sulla vicenda è intervenuto questa mattina, alla luce di quanto dichiarato dalla Presidente, anche il governatore del Veneto Luca Zaia. A tutti capita di sbagliare e ammettere i propri errori è sempre un esercizio virtuoso, ma che l'ANPI storicamente e istituzionalmente dalla parte degli oppressi e dei perseguitati possa aver sostenuto anche soltanto per un secondo che le foibe a Basovizza sono un'invenzione ci lascia sgomenti. Il post ovviamente già ieri non era più visibile, ma quelle parole rimarranno impresse e continuano a sollevare non poche polemiche. Luca De Carlo di Fratelli d'Italia ha presentato un'interrogazione al Premier Giuseppe Conte. Voglio sapere come possa una sezione di un'associazione che riceve centinaia di migliaia di euro di finanziamenti statali e locali permettersi di insultare le tante vittime del regime di Tito e i loro parenti. Polemica destinata evidentemente a continuare. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Ripartiamo da Ring, dalla puntata di ieri sera di Ring, con un Roberto Marcato, esponente leghista furioso sul caso Sea-Watch, quindi parliamo di migranti, che ha ironizzato sulla staffetta del PD e poi ha negato con una battuta l'intenzione di candidarsi alle europee. Sentiamo le sue parole. Mi domando cosa stanno facendo, capito? Questi gendarmi del popolo italiano, cosa stanno facendo? Tanto la nave sta là, allora, che sblocca? Parliamo delle navi. Pieno di bambini, eccolo qua. Oh, io bambini anche così. No, bambini non mettere 20. Guarda, io non andrò, quindi lo saprò dire. Loro che dicono, ci sono i bambini dentro, erano estrogenati, i gatti omogenizzati con i estrogeni, erano bambini alti così. Sono ragazzi 2 metri, 2 metri. Quindi noi continueremo ad andare a bordo della
ogni giorno adesso facciamo la staffetta, tutti i parlamentari del PD andranno a bordo per la sincerarsi. Che si sa stufi, i bambini che si sa stufi, i vedo arrivare partire. Io spero che venga anche lei, guarda, c'era il sindaco di Siracusa ieri, c'era l'onorevole Prestigiacomo. Questi qua in nave da mesi. E dice vengono sfiniti dal PD. Vai, vanno a casa, i vedi arrivare questi qua, devi arrivare mattina, perché ha un entusiasmo, che trasmette l'entusiasmo, la voglia di vivere. Questi dicono, Zaghi no, sono stufo. Questo marcato, allora si candidano alle europee? Ma per carità di Dio. Ma come per carità? Qua tutti dicono, fanno il suo nome, uomo forte, conosciuto. Sei distante, sei freddo, no, dai, non si crede. Chi invece si candida alle europee lo farà molto probabilmente con il Partito Democratico è il professor Antonio Silvio Calò. Lo ricorderete, il professore trevigiano che invece sui migranti ha avuto un'importante esperienza con riconoscimento anche internazionale, avendoli ospitandoli tuttora a casa sua. Sentiamo le ragioni della sua discesa in campo. Se il tema principale del dibattito politico sono i migranti, allora io ho qualcosa da dire. Si propone con questo spirito come candidato alle prossime elezioni europee il professor Antonio Silvio Calò, cittadino europeo del 2018, premiato per l'accoglienza in casa propria di giovani richiedenti asilo a cui ha cercato di dare un futuro. Assiste sconfortato al braccio di ferro sui migranti della Sea-Watch, lui che al Ministero dell'Interno aveva già sottoposto un progetto di gestione dell'ondata migratoria che ritiene efficace e umano allo stesso tempo. Risoluzione di graduale, cioè di accoglienza e graduale poi inserimento in maniera corretta nel rispetto delle leggi, dove c'è comunque inevitabilmente una selezione anche tra le persone, perché solo quelle che veramente vogliono restare qua resterebbero, perché è un progetto serio che impegna anche colui che arriva qua, però nel momento in cui andiamo a respingere queste persone le andiamo a respingere non come Italia, non come Francia, non come Germania, ma come Europa. Si mette a disposizione, dice, senza aggiungere altri dettagli. Chiara l'area politica per la quale potrebbe correre il Partito Democratico, con cui già ci sarebbero stati i primi contatti. Il mio solco è sempre stato certamente un solco progressista, il mio solco è sempre stato un solco del rispetto, della dignità, dei valori, dei valori umani, e oggi come oggi questi sono spesso calpestati, lo dico senza paura di dirlo. Ecco, quindi chiaramente io mi auguro che il centro-sinistra possa risorgere forte e condurre una battaglia leale, ma con delle chiare soluzioni o possibili soluzioni a certi problemi. La notizia della sua candidatura raccoglie consenso, centinaia di like in poche ore sul suo profilo Facebook. Sì, tantissimi amici e tantissimi giovani. Se ci sarà una svolta saranno secondo me i giovani e le persone anziane che, conoscendo che cosa è stata la società chiusa, insegneranno ai giovani cosa evitare. Ed ora la sanità e gli ultimi dati sull'incidenza dei tumori in Veneto, sentiamoli. Ogni 2 anni in Veneto si ammalano di cancro circa 31.400 persone, per la precisione sono 31.393, è la stima fornita dal registro tumori del Veneto. I dati si riferiscono al biennio 2014-2015, periodo in cui è stata completata la registrazione sul 100% della popolazione. Numeri per inquadrare un fenomeno che spaventa, soprattutto per l'abbassarsi dell'età in cui ci si ammala. Sono soprattutto le donne ad essere colpite sotto i 40 anni. Il rischio è quello del tumore alla mammella, diffuso per il 32% dei casi, segue quello del colon retto. Negli uomini invece il più diffuso, con il 21% dei casi, è il tumore alla prostata. In Veneto in questi ultimi anni è aumentato il cancro alla tiroide, ma c'è anche una buona notizia. La buona notizia riguarda il tumore del polmone. Chi parla bene parla di big killer, e così è un tumore ad elevata mortalità. Esso ha un trend in diminuzione e di questo possiamo ringraziare i mutati stili di vita. Ma a preoccupare la popolazione sono i rischi dovuti all'inquinamento atmosferico. La mappatura del Veneto inoltre include l'area rossa interessata dall'inquinamento da PFAS. Le zone della popolazione coinvolte sono state rimodulate. Non troviamo situazioni di allarme rispetto alla popolazione generale del Veneto. Questo non significa che si possa abbassare la guardia rispetto ad un
tema di impatto ambientale straordinariamente elevato per la nostra regione. Diagnosi precoce, fondamentale per intervenire con cure efficaci. Vogliamoci bene è un principio metafisico. Invito la popolazione a volersi bene. Ore 13, fra pochissimo parleremo di nuove forme di residenzialità, come cosa costruire in funzione dei cambiamenti sociali e demografici. Lo facciamo con Raffaele Speranzon, presidente di Ater Venezia, il costruttore Giovanni Paccagnan e il presidente di Confedilizia Treviso, Marcello Furlan. Questa sera invece a 20:10 la politica, l'economia e l'attualità sotto la lente di ingrandimento, gli ospiti Massimiliano Barison di Fratelli d'Italia e Settimo Gottardo, ex sindaco di Padova. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Torna il bel tempo sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà una splendida giornata all'insegna della stabilità. Sarà dunque ampiamente soleggiato su tutte le province, con cielo al massimo poco nuvoloso. Non si esclude tuttavia qualche foschia o nebbia al mattino sui settori meridionali. Temperature minime comprese tra -2 e -5 gradi, massime tra 2 e 6 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, torna il sole anche sulla nostra regione. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra -5 e -3 gradi, massime oscillanti tra 4 e 5 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. La situazione sarà molto simile, infatti avremo condizioni di bel tempo stabile e anche soleggiato. Non si esclude tuttavia qualche addensamento al mattino, specie sui settori alpini di confine, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno ai 0 gradi, massime tra 10 e 11 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci! L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.